Eccoci tornati a Foligno. Visto che l'ambasciatore principale del Veneto qui a Primi d'Italia è il riso, non potevamo non sentire il presidente della strada del riso e do il benvenuto a Luciano Mirandola. Allora, intanto vorrei capire come nasce la strada e con quali intenti. La strada è un'emanazione di una legge regionale del 2002, mi pare, che istituiva appunto le strade dei sapori e dei prodotti tipici per valorizzare dei territori caratterizzati da un prodotto tipico, nel nostro caso il riso vialone nano. Nel Veneto ce ne sono 19, di cui 2 non di vino, quindi noi il radicchio, mentre tutte le altre sono di vino. Ascolti, rappresentate quindi un territorio, quello appunto della provincia di Verona, che per proprio caratteristiche si presta alla coltivazione di questo prodotto. Il riso nella provincia di Verona ha origini nel 1200, si hanno le prime notizie. La prima vera diffusione ci fu nel 1500 e interessa circa 24 comuni della provincia di Verona, caratterizzati appunto dall'IGP del riso, che è il riso vialone nano veronese. Allora, questa sera voi siete qui a Primi d'Italia per far conoscere il vostro prodotto, se ce ne fosse stato bisogno, ma quali sono le altre iniziative che la strada del riso promuoverà per appunto valorizzare questo riso valone nano? A dire la verità, noi siamo qua per valorizzare il Veneto, ci sentiamo veneti e ci sentiamo parte dei prodotti veneti. Dal punto di vista organizzativo diamo una mano forse più di altri a questa manifestazione, ma ripeto, ci sentiamo parte del sistema veneto. Le nostre iniziative poi si rivolgono al mondo del turismo in realtà, cioè noi abbiamo in programma tutta una serie di visite al nostro territorio che in genere si basano, rivolte poi ai tour operator nazionali e internazionali, che si basano su visite in genere di una giornata che prevedono ville, prevedono riserie, prevedono degustazioni, prevedono produttori locali cui far vedere la loro produzione vera. Quindi, insomma, sempre più il territorio e il turismo, agricoltura e turismo si legano insieme. Ma su questo non c'è alcun dubbio, io sono convintissimo che il futuro non solo del Veneto ma anche dell'Italia poggi molta parte su questo del turismo enogastronomico, sui prodotti e sulle bellezze naturali, io sono sicurissimo. D'altra parte da noi, per cui questo concetto è già da tempo, non è un caso ad esempio che il vialone nano veronese in un momento di crisi generale dei prodotti, anche a livello di mercato, sia uno dei pochi che non solo tiene ma incrementa anche il valore. Diamo il valore economico di questa produzione. Ma io più che il valore economico vi do un dato: si sta svolgendo in questo momento la Fiera del Riso di Isola della Scala, sono 22 giorni proprio vocati al riso, dove si consumano 400.000 risotti con un incasso di 5 milioni di euro. Vi potete già rendere conto cosa vuol dire il valore solo sulla trasformazione di prodotto. Bene, io ringrazio Luciano Mirandola. Amici, noi torneremo qui a Foligno, adesso però la linea va a Pavia ad Andrea Marcato.